Amici di Valdo TV, oggi sono qui insieme a Elena Mondin per parlarvi di uno spettacolo che andrà in scena sabato 31 maggio alle ore 20:30 presso il Centro Culturale di Quero. Spettacolo intitolato Molliccio, hai perso perché io ho loro, e uno spettacolo appunto che parlerà sotto forma di musical della storia vera di Elena, che all'età di 39 anni si è vista diagnosticare un grave tumore al seno, e di come lei lo stia affrontando e lo stia vincendo anche grazie al supporto degli amici e della condivisione. Elena, di che cosa si tratta? Perché sappiamo che non è uno spettacolo tradizionale. Esatto, non è uno spettacolo tradizionale, non è un musical tradizionale, è un viaggio, è il racconto della vita vera che viene fatto con quanta più leggerezza e verità possibile. Ci saranno dei brani suonati dal vivo, ci saranno delle scenette, ci saranno dei video proiettati e tanta autoironia. È un musical un po' atipico, dove chi guarda potrebbe sentirsi parte della scena, in quanto purtroppo sappiamo che è una cosa che può capitare a tutti, e il messaggio che vogliamo far passare è quello che la condivisione può far vivere la cosa in un modo un po' più leggero, insomma. E com'è nata l'idea di proporlo anche sotto forma di musical? Allora, nasce tutto dalla serata del mio compleanno, dove i miei amici hanno organizzato una festa sorpresa degna di... hanno fatto veramente una cosa eccezionale, nel senso che si sono travestiti, mi hanno tenuto all'oscuro per mesi. Da lì è partita l'idea di proiettare al Centro Culturale cosa è successo quella sera. La cosa poi si è ampliata con l'aiuto di altri amici che nel frattempo si sono aggregati, e da lì è nato questo spettacolo particolare, insomma, dove appunto verrà raccontata la mia esperienza, che in questo caso è la mia, però è un'esperienza che abbraccia un po' altre realtà e altre vite e altre esperienze molto simili alla mia, insomma. E sappiamo che comunque sarà uno spettacolo che coinvolgerà anche persone che fanno davvero parte della tua vita. Sì, esatto, insieme a me sul palco quella sera ci saranno tutti i miei amici e le persone che mi hanno aiutato a superare i momenti un po' più bui del percorso, le persone che sono state al mio fianco in maniera attiva, insomma. E la serata avrà uno scopo benefico, ce ne puoi parlare un po' meglio? Sì, allora tutto quello che verrà raccolto durante questa serata, tutte le offerte che riusciremo a raccogliere verranno date all'associazione Una stanza per un sorriso, che è un'associazione di Altamura, Bari. Lì ha la sede, però in realtà è un'associazione che opera un po' in tutta Italia. È un'associazione che sostiene i pazienti oncologici che stanno affrontando un percorso di chemioterapia. L'associazione aiuta i pazienti oncologici sotto vari aspetti, però la mission principale è quella di donare parrucche di capelli veri, esclusivamente donati da altre persone, alle donne che affrontano questo percorso chemioterapico, e che purtroppo, come tutti sappiamo, la controindicazione dei farmaci chemioterapici è proprio quella di perdere i capelli, e quindi anche parte di identità della donna, insomma. E che ruolo hai tu all'interno di questa associazione? Io da poco sono diventata referente per la regione Veneto dell'associazione, quindi mi occupo un po' di mettere in contatto le persone che hanno piacere di donare i propri capelli con le persone che purtroppo potrebbero aver bisogno della parrucca, insomma. E tutto questo nasce perché io stessa ho avuto l'onore di avere una parrucca in donazione da questa associazione, e quindi mi piacerebbe, insomma, restituire un po' del bene che mi è stato dato. Presenterei subito il mio DJ, che è il DJ più famoso al mondo. Senza di lui non sarei qui. Bene. Il nostro DJ Tucano. Bene, perché io da Roma parto con tutto, perché non mi fido dei DJ che ci sono qua, giusto? Perfetto. Allora, viva Tucano! Elena, dammi 3 motivi per i quali venire a vedere il musical.
Allora, 3 motivi. Beh, direi innanzitutto perché il nostro intento è quello di emozionare, far riflettere in un tema, insomma, che purtroppo tocca da vicino tante persone, e di far anche un po' divertire il pubblico. Il secondo motivo importante, direi che sostenere questa associazione per tutto quello che fa è fondamentale, perché solo grazie all'aiuto di tutti queste associazioni riescono ad andare avanti nel proprio intento. E il terzo motivo è perché vorrei far passare il messaggio che sì, ci si può trovare in periodi veramente bui della vita, ma con il supporto e la condivisione con le persone che abbiamo vicino, insomma, ci può davvero salvare e davvero rendere tutto un po' più leggero. Bene, grazie mille Elena. Quindi noi vi aspettiamo sabato 31 maggio alle ore 20:30 presso il Centro Culturale Bicerazzari di Quero, in comune di Setteville, con lo spettacolo Molliccio, hai perso perché io ho loro. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti, quindi vi raccomandiamo di arrivare in anticipo.